Napoli capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. Oggi puntata sulla pizza SG, senza glutine, una pizza spesso sottovalutata, ma che in realtà oggi in tanti stanno iniziando a mangiare. Non solo per le intolleranze, ma anche per uno stile alimentare. La dedica speciale per questa occasione a un grande del cinema italiano, Massimo Troisi. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Ciao, sono Giustino Catalano, ho 61 anni e sono napoletano. Sono Ersilia Cacace, ho 38 anni e da piccola sognavo di diventare stilista o disegnatrice di fumetti o di personaggi di videogame. Sono Sasa Criscuolo, ho 34 anni e da piccolino ho sempre voluto fare il benzinaio. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Vincenzo Mazzola, titolare della pizzeria Vincenzo Mazzola di Casalnuovo. Sono Alessio Donzetti, ho 18 anni e rappresento la nuova generazione della pizzeria della mia famiglia, i Donzetti Pizza & Murro. Ci troviamo a Casandrino, in provincia di Napoli. Sono Roberto Susta di Sustable a Volla. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Casalnuovo è uno dei comuni più popolosi dell'area metropolitana di Napoli, situato a pochi chilometri dal capoluogo. Un tempo terra di agricoltori e artigiani, oggi è un centro in continua evoluzione. 80013 il codice postale, 25 luglio, il giorno di festa, San Biagio e San Giacomo i patroni. Siamo a Casalnuovo, comune della città metropolitana di Napoli. Qui ho appuntamento con Ersilia, ma non la vedo. Ah, eccola! Ersilia! Sono Ersilia Cacace, ho 38 anni e da piccola sognavo di diventare stilista o disegnatrice di fumetti o di personaggi di videogames. Invece sono diventata giornalista enogastronomica, food blogger e food influencer, ma soprattutto sono mamma della piccola Daphne. La mia passione per la pizza risale a quando ero bambina. Adoravo osservare il pizzaiolo stendere il disco di pasta sul suo bancone e quasi mi dispiaceva andare via quando la mia pizza era pronta. Se avete voglia di seguirmi sui social, mi trovate col nome La Boss delle Pizze. Ciao Ersilia! Ciao Enrico! Come stai? Bene, tu? Bene, ma questa è l'ora X. Ho una fame che non ci credi. Dove andiamo a mangiare? Oggi ti porto da un mio carissimo amico Vincenzo Mazzola e ti faccio provare una pizza senza glutine strepitosa. Sono Vincenzo Mazzola, titolare della pizzeria Vincenzo Mazzola di Casalnuovo, in provincia di Napoli. Perché venire a provare la nostra pizza senza glutine? Perché continuiamo a studiare. I miei figli collaborano con me e mi danno la possibilità di studiare l'evoluzione delle farine e degli impasti senza glutine. In modo particolare, quale pizza? Ti faccio assaggiare la Nero Casertano. Immagino che sia qualcosa che abbia a che fare col famoso maialino. In effetti, ma non ti anticipo nulla. Ersilia, tu sei una grande food blogger, io ti seguo con grande stima, ma quando si tratta di senza glutine ho sempre qualche dubbio, siamo sicuri? Enrico, te mangia sta pizza Sì. e non ti preoccupare, vieni appresso a me. Sei imbarata pure Ersilia, ma che appressa io. Negli ultimi anni, sempre più pizzerie si sono attrezzate per offrire versioni senza glutine, grazie alla crescente attenzione verso l'alimentazione inclusiva. Questa pizza non è solo una scelta per chi ha esigenze particolari, ma un segno di come la tradizione possa evolversi, restando fedele al gusto e all'accoglienza tipica della cultura napoletana. Bello questo impasto, Enzo. Lo vedo bello idratato, bello bolloso. Hai ragione, Cri, ho fatto un polish. L'ho portato al raddoppio e poi l'ho unito con il resto dell'impasto. Perché lo vedo anche un po'
ambrato, un po' color avorio, non lo vedo bianco bianco. Ho aggiunto un po' di grano saraceno. È un apporto importante perché a parte che diamo anche una parte proteica, valorizziamo la pizza al momento dell'infornata e poi naturalmente come sapore e nutrizione. Sì, infatti, quando il prodotto uscirà dal forno, quando la pizza verrà cotta, vedrai un colore, sentirai dei profumi molto importanti. Dai, allora valuteremo al momento dell'uscita dal forno la tua pizza senza glutine. Sono felice di assaporarla. Sei la mia mentore, è giusto grazie, così. È grazie. così. Enzo, ma ti vedo un po' ansioso, che è successo? Dai, dimmi, parlami, che è successo? Sì, Cristina, hai ragione. Adesso viene Ersilia Kakashi. Ma chi? La boss delle pizze? Sì, proprio lei. Mi ha promesso di portarmi un personaggio famoso e non so ancora chi è. Preparare una pizza senza glutine richiede grande attenzione e maestria, perché l'impasto è più delicato e difficile da lavorare rispetto a quello tradizionale. I pizzaioli che scelgono questa strada mettono passione e competenza nel bilanciare farine alternative per garantire una pizza fragrante e gustosa, senza compromessi. Ciao Vincenzo, Ciao Ersilia, carissima, benvenuta. grazie. Come stai? Tutto bene? Te? Tutto bene. Guarda chi ti ho portato, il mitico Enrico Porzio. Piacere Enrico, molto piacere. Piacere mio Vincenzo. La pizza senza glutine che proverai di Vincenzo non è una semplice pizza senza glutine, ma è la migliore pizza senza glutine che avrai mai mangiato in vita tua. Eh sì, è amico tuo, la tua pizzeria preferita, il tuo pizzaiolo preferito. Potevi mica dirmi il contrario. Allora fai una cosa, prendi posto che io faccio 2 chiacchiere con Vincenzo. Va bene, mi vado a sedere. Allora, Vincenzo Mazzola, da quanto tempo è pizzaiolo? 40 anni, E in questa sede a Casalnuovo, 15 anni che c'è il locale. mentre prima, Lavoravo in una pizzeria storica di mio padre, nel cuore di Napoli, a Via Nazionale. quindi più generazioni. Sì, io la quarta e i miei figli la quinta. E allora c'è qualcosa che non mi torna. Come mai un pizzaiolo alla 4ª generazione tradizionale si specializza nel senza glutine? 15 anni fa abbiamo scoperto di avere dei casi in famiglia e da lì ho deciso di approfondire, di studiare e di portare l'innovazione anche del senza glutine pari alla contemporanea. Vincenzo, nel tuo racconto c'è un po' di tutto: storia, tradizione, esperienze, soprattutto cambiamento. Ma non mi basta, portami nella tua postazione di lavoro. E vieni appresso a me. Vincenzo pure si è imparato, la capisce io. Allora, Vincenzo Mazzola, un vero professionista del senza glutine, però come ti dicevo prima, io sono curioso, con quale tecnica prepari il tuo impasto? Utilizzo un prefermento liquido, lo lascio lievitare per 12 ore, successivamente lo rinfresco e ancora 12 ore di lievitazione, in pratica 24 ore. Che tipo di farine prediligi? Farine chiare e ci aggiungo il grano saraceno. Idratazione? Enrico, 100%. 100%. Per i nostri amici, stessa quantità di farina e acqua. Per esempio, 1 chilo di farina, 1 litro di acqua. Vince, non mi cadere sul più bello, la cottura. Enrico, lenta, docile e mai aggressiva. Ti sei preparato bene, ma io ti voglio mettere in difficoltà. Oltre al tuo cavallo di battaglia, la Nero Casertano, mi devi fare una pizza dedicata a Massimo Troisi. Me la fai? E certo che te la faccio. E allora io mi accomodo. E tu, strapizzami di coccole. Massimo Troisi. È una parola. Enrico, allora com'è andata? Eccomi qua. Ebbene, Silvia, il locale ha tanti spazi, sia esterni che interni. Come dico io, semplice ma efficace. Ma quello che mi ha colpito in modo particolare è la preparazione di Vincenzo. Il mondo senza glutine non è affatto semplice. Ma a proposito di Vincenzo, da quanti anni sei suo cliente? È da circa 10 anni più o meno. Wow, immagino quante Nero Casertano hai mangiato.
Tantissime, però non ho mangiato solo quella, perché Vincenzo fa anche molte altre pizze particolari e buonissime, ad esempio la matriciana sbagliata oppure la Marie Marie, che è molto particolare perché viene infornata una prima volta in maniera classica, pizza rotonda, e poi viene reinfornata ma chiusa. Però devo ammettere che la mia preferita resta sempre la Nero Casertano. Silvia, speriamo bene. Sì, non mi dire niente, ti devo dire una cosa perché ti sto guardando a Reu. Per i nostri amici non napoletani ti sto ammirando da tanto tempo. Ma questo trancio che hai alla gola è senza glutine? Jerry, non scherzare, a proposito di senza glutine, ecco che sta arrivando la nostra. Signori, questa è la nostra Nero Casertano. Com'è fatta? Alla base crema di funghi porcini, salsiccia di maialino nero casertano e provola d'Agerola. All'uscita ciuffetti di crema di friarelli e cacio ricotta del Parco Nazionale del Cilento. Spero che vi piacerà, ma sono sicura che non vi deluderemo. Buon appetito! Grazie. Grazie. Silvia, profumi intensi, aspetto interessante, ma per essere onesti dobbiamo assaggiarla. Riassaggiamo. Con le mani, Ovvio. Allora, che ne pensi? Sai cosa mi piace in modo particolare di questa pizza? Il contrasto fra il cornicione croccante e il centro morbido. E poi la salsiccia la vado ogni tanto. Au! Arruscatella, arruscatella. Assaggiamo una volta, dai. Ah, neanche una briciola hai lasciato. In effetti questa pizza era veramente buona. Ma te l'avevo detto che Vincenzo ti avrebbe sorpreso con questa pizza. Vabbè, ma era il suo cavallo di battaglia. Tu non sai cosa ho fatto? Che hai fatto? Gli ho chiesto di prepararci una pizza dedicata a Massimo Troisi. Massimo Troisi, ma lo sai che io sono della sua stessa città? Sei di San Giorgio? Sì. Bene. Ma io sono certa che anche in questo caso si riuscirà a stupire. Vedremo. Ricomincio da 3 è il film che segna il debutto cinematografico di Massimo Troisi e il suo primo grande successo. Uscito nel 1981, conquistò subito il pubblico con il suo stile sincero e delicato. Con ironia e malinconia, Troisi diede vita a un nuovo modo di fare cinema, diventando una delle voci più autentiche del panorama italiano. Ecco, la ricomincio da 3. Perché dovrebbe ricordarci Massimo Troisi? Enrico Massimo amava i carciofi e io ne ho ricavato 2 consistenze, un patè e fritti. E poi, ricordando il suo più grande successo, il film Ricomincia da 3, altri 3 ingredienti: speck croccante, fior di latte di aggiorno e scaglie di grano. Quindi 3 ingredienti. 3 ingredienti. Buon appetito. Grazie. Grazie. Ersilia, allora che ne dici? Questa la vedo più vivace, più colorata. Il cornicione è sempre regolare. Vediamo la cottura. Ottima. Dobbiamo assaggiare anche questa. E assaggiamo. Vedi che le sue pizze senza glutine sono un po' più spesse, motivo per cui reggono la fetta, vedi? Nonostante il peso sia notevole, quindi una pizza senza glutine anche diversa rispetto alla classica.
Allora, in conclusione, Sì, in conclusione ti devo ringraziare perché mi hai fatto conoscere una grande realtà che affronta in modo molto professionale il mondo del senza glutine. Però io ti faccio una domanda, già conosco l'esito, ma te la devo fare. Vincenzo, si merita il grembiule di strapizzami di coccole? e dopo questi 2 capolavori direi proprio di sì. E allora io raggiungo Vincenzo. E visto che ti trovi passando paga anche il conto. Il conto? Va bene. Vincenzo, complimenti. Grazie Enrico, grazie. Nel tuo locale semplice e spazioso si notano tutti i vantaggi di una gestione familiare, ma poi le tue pizze senza glutine, nero casertano, la crema di funghi porcini, che goduria, ma soprattutto la salsiccia arruscata. E poi, stupidamente, ho pensato di metterti in difficoltà con una pizza dedicata a Massimo Troisi. E tu che hai fatto? Hai pensato al suo ingrediente preferito, i carciofi, e me lo hai presentato in doppia consistenza, morbida e croccante. E poi uno dei suoi successi. Ricomincio da 3 e hai aggiunto 3 ingredienti. Vincenzo, sei stato veramente bravo, motivo per cui ti consegno il grembiule di strapizzami di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Guagliù, replicate, ma non imitate, perché pure un pizzaiolo da 4 generazioni, quasi 5, sa da saper fa. Dice, scusami, dovrei pagarti il conto. Sei mio ospite. Ma veramente fai? E vai! E sì, li ho pagato, andiamo!